Continuava la sua attività di medico nonostante fosse stato sospeso dall'ordine per inosservanza dell'obbligo vaccinale. I militari del secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza l'hanno denunciato dopo aver appurato con una serie di appostamenti nei pressi dell'ambulatorio mestrino che il medico, un fisioterapista, continuava a esercitare. Sono state sentite anche le testimonianze dei pazienti che hanno confermato di aver ricevuto prestazioni sanitarie. Dai successivi controlli nello studio sono state trovate agende e documenti contabili, dai quali emerge l'effettuazione di decine di visite, anche 15 al giorno, dopo la data di sospensione a ottobre 2021. Di qui la denuncia alla Procura per l'esercizio abusivo della professione, reato che prevede una pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa a partire da 10.000 euro, mentre lo studio è finito sotto sequestro con tutta la documentazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali violazioni di natura fiscale.